Telespettatori di Tele4, buongiorno, benvenuti all'anteprima del telegiornale che va in onda come sempre in diretta, in attesa del nostro ospite. Incominciamo a dare un'occhiata al Corriere della Sera e alla Repubblica. Partiamo da Repubblica. Allora, c'è molto spazio per quanto riguarda le pagine online alla questione dell'omicidio di Pescara sulla Repubblica. Christopher era quasi morto e loro gli dicevano di stare zitto, questo racconta un testimone. L'avvocata, madre di uno degli indagati: ho fiducia in Dio e nella giustizia. Poi la scrittrice Donatella Di Pierantonio stigmatizza anche il comportamento dei ragazzi che sono andati al mare senza alcuna empatia dopo questo omicidio. Laddove possiamo passare al Corriere della Sera, e per quanto riguarda il Corriere della Sera vediamo come nella pagina online viene raccontata la partita che ieri ha visto negli ultimi 7 secondi un pareggio dell'Italia. La magia di Zaccagni all'ultimo respiro salva una piccola Italia, ora c'è la Svizzera. Fra l'altro c'è da dire che forse il titolo di, come si chiama, Dagospia, subito ieri, dava meglio il senso della partita stessa, perché Dagospia giocava con la parola miracolo. Non c'era il miracolo di Zaccagni, ma potete capire, basta un cambio di vocale, delle volte cambia tutto. Intanto è arrivato e ringrazio Gabriele Centis. Grazie a voi. Per essere qui con noi per parlare di Trieste Estate, per parlare della parte musicale di Trieste Estate. Intanto io ho perso un po', tra una cosa e l'altra, ho perso un po' il calendario, nel senso, è già incominciata la parte musicale o ancora no? Ma ufficialmente ancora no, è partita a Let's Play, questa rassegna dedicata al teatro, con i 3 teatri Sloveno, Contrada e Miela al Museo Sartorio, e questo sabato partiremo invece con Piazza Verdi, invece col primo vero appuntamento musicale con l'orchestra della Marina Militare Americana, che quindi è un evento che si aggancia un po' alla presenza del G7 a Trieste e un po' in conclusione di queste giornate del G7. E sarà anche un'occasione per i residenti americani a Trieste degli Stati Uniti per festeggiare anche un po' in anticipo il 4 luglio, il famoso Independence Day. Perché poi arriverà tra una settimana. Insomma. Esatto. Sì, il Piazza Verdi ritorna, no? Sì, è una delle sedi storiche ovviamente di Trieste Estate. Come sai, Trieste Estate insomma in questi anni è cresciuta tantissimo, è diventato proprio un sistema molto complesso, che quest'anno siamo arrivati ufficialmente quasi a 260 eventi in Trieste Estate, più tantissimi eventi collaterali dell'estate triestina che si agganciano un po' a questo calendario che promuove un po' tutta questa grande attività e questa animazione estiva. È un sistema molto complesso che coinvolge più o meno tutte quelle che sono le realtà culturali, musicali, teatrali della città a vari livelli, nel senso che ci sono alcune rassegne, alcuni festival che magari poi adesso ricorderemo pian pianino nella nostra chiacchierata, e in più tantissimi anche eventi singoli di singole associazioni, di singole iniziative che vengono comunque comprese dentro questo grande calendario, questa grande estate triestina. Le sedi sono, come appunto citavi tu, Piazza Verdi, che è una delle sedi storiche di Trieste Estate, che è ritornata appunto ormai da 3 anni dopo il periodo del Covid che l'aveva esclusa, in quanto eravamo sempre vincolati al contingentamento delle persone. Invece adesso ormai finalmente siamo liberi di ospitare tutti i possibili nostri spettatori, e soprattutto anche quelli stranieri, perché ci sono tantissimi turisti che partecipano alle nostre attività culturali. Poi naturalmente Castello di San Giusto, che quest'anno poi ha un programma ricchissimo e molto impegnativo anche dal punto di vista degli allestimenti, perché possiamo anticiparlo, ci sarà questa Turandot promossa e organizzata, prodotta dal Teatro Verdi, che richiede un allestimento molto importante dal punto di vista tecnico appunto.
E poi naturalmente il Museo Sartorio, che è veramente un piccolo gioiello, che quest'anno siamo riusciti ad allargare la capienza per arrivare fino a 300 posti, visto che gli anni precedenti avevamo proprio questa necessità per obblighi di sicurezza di limitare un po' le presenze, invece quest'anno abbiamo molta possibilità in più di ospitare tantissimo pubblico. Quali sono, Gabriele, le diciamo sottosezioni, anche se il termine allora, guarda, è bellissimo? Sì, appunto, mi sono preso ovviamente anche anch'io degli appunti perché mi rendo conto. C'è il rischio sempre di dimenticare qualcosa. Vabbè, allora abbiamo parlato appunto del Teatro Verdi, quest'anno a San Giusto con Turandot e poi anche con altre due produzioni importanti, una nonna di Beethoven e anche Carmina Burana, che il teatro riprende quest'anno dopo il grandissimo successo dell'altro anno. In più avremo ovviamente tutta la stagione anche dell'operetta che il Teatro Verdi propone sia nel teatro stesso, al Teatro Verdi, in collaborazione con l'Associazione Internazionale dell'Operetta, con vari titoli, e l'Associazione dell'Operetta che appunto oltre a questa collaborazione col Verdi propone degli appuntamenti anche col Teatro Stabile, Friuli Venezia Giulia Rossetti, con altri titoli d'operetta. E sempre nell'ambito del Festival Internazionale dell'Operetta ci sono anche altri appuntamenti in Piazza Verdi, ce ne sono anche altri nel Giardino Sartorio, alcuni sono a pagamento, alcuni sono a entrata libera, e tutto questo si inquadra in questo progetto generale di rilancio, di riqualificazione, diciamo, anche se in questi anni non si è mai dimenticata questa grande tradizione triestina dell'operetta, che adesso con questa collaborazione stretta fra il Teatro Verdi, il Teatro Rossetti e naturalmente l'Associazione Internazionale dell'Operetta sta riportando proprio ai vecchi fasti. La scorsa settimana è andato molto bene, la Quaqueta, con grande soddisfazione del pubblico e anche dei nostri amici che insomma sono andati in scena. Poi il Teatro Verdi propone anche altri appuntamenti anche in Piazza Verdi, sia con un omaggio a Ezio Bosso, che è rimasto così nella memoria della città per quel suo periodo in cui è stato a Trieste, che ha condiviso parte del suo percorso artistico appunto al Teatro Verdi, per cui un omaggio a Bosso anche quest'anno come l'altro anno. In più ci sarà anche il concerto per il centenario dell'università, sempre organizzato ovviamente con il teatro e l'università insieme. E poi vabbè, dopo c'è spezzo una lancia per il Trieste Love Jazz, che quest'anno festeggia il 18° anno della sua 18ª edizione, e abbiamo anche qui tantissimi concerti, 28 concerti fra Piazza Verdi e il Museo Sartorio. Ci sono degli ospiti internazionali di livello mondiale della scena jazz, c'è tantissimo spazio anche all'ottima scena triestina e non solo, diciamo, regionale del jazz, con molti giovani ragazzi insomma, che stanno portando avanti la tradizione, la grossa tradizione del jazz della nostra città, ormai a livelli internazionali. Ci sarà la serata sempre nell'ambito di Trieste Love Jazz dedicata al maestro Luttazzi come ogni anno, e insomma procede anche questa tradizione. Ci sarà il concerto all'alba, e credo, mi pare di ricordare, quest'anno il 10 agosto sul Molo Audace. Anche questa è una tradizione nostra che riproponiamo ogni anno nell'ambito del festival, di questo concerto ormai particolarissimo che tutti attendono, il pianoforte in cima del Molo Audace con questa suggestione assolutamente irripetibile nel mese di agosto. Poi quest'anno si aggiunge anche un'altra interessante iniziativa da parte dell'associazione Berimbau, che si dedica da sempre alla musica brasiliana, in cui al di là della sua serata che normalmente loro propongono nel periodo di Ferragosto, anche con altri appuntamenti sempre dedicati alla musica brasiliana, per un piccolo festival dedicato alla musica del Brasile, per cui li ritroveremo anche in Berimbau, oltre che in Piazza Verdi al Museo Sartorio. C'è naturalmente la Trieste Classica, che è un'associazione di giovani musicisti, giovani appassionati appunto di giovani diplomati del Conservatorio Triestino del Conservatorio di Trieste, che propone anche qui una mini rassegna dedicata a un tema particolare, Zoe, che è dedicato alla vita sulla Terra, alle evoluzioni della vita sulla Terra. E fra l'altro uno di questi appuntamenti sarà ospitato anche all'interno della settimana
della settimana sociale della CEI, che ospiteremo anche nell'ambito degli spazi. È vero, c'è questo grande concerto poi dopo, esatto, mi pare giovedì se non mi sbaglio. Il giorno 4, sì. Dovrebbe il giorno 4, giovedì. Sì, il giorno 4 in Piazza Unità, in più ci saranno degli eventi collaterali anche in Piazza Verdi e anche al Sartorio, sempre nell'ambito della settimana sociale della CEI, per cui che entra, diciamo, a pieno titolo in alcuni appuntamenti di Trieste Estate. E che dire, naturalmente poi il programma ovviamente anche di San Giusto, curato da Good Vibration e da Vigna SRL, con 10 concerti, ci sarà Carmen Consoli a giorni, sì. E poi un'altra serie di appuntamenti molto rilevanti anche in termini internazionali e anche molto divertenti, perché si dedicano anche ad alcune serate a tematiche, fra cui ci sarà la mitica Cristina D'Avena. Ah, è vero, questa è attesissima, sì, fra l'altro. Attesissima, eccetera. Sì. Senti, questa è una domanda che va al di là della... no, nel senso, che cosa... Insomma, le programmazioni estive, no? Sì. Gli appuntamenti estivi, dicono qualche cosa per quanto riguarda, che so, i gusti del pubblico, per quanto riguarda anche un certo trend, oppure diciamo non hanno questa valenza? Cioè si può percepire che qualche cosa, adesso detta in termini non eccessivamente eleganti, tiri di più o meno? Sicuramente sì. Allora, intanto la premessa è quella che ti dicevo prima, è che in questi anni si è modificato il pubblico, perché la presenza dei turisti, di questo pubblico comunque internazionale, che frequenta praticamente quasi tutte le serate, no? Con un turnover anche di quelle che possono essere le presenze a Trieste, ha in un certo senso anche in parte condizionato il pubblico triestino, che tu mi insegni, sì, che è un pubblico anche abbastanza molto acculturato, molto difficile. Funziona a diesel. Esatto, che è sempre molto, lo dico in senso positivo, sempre molto critico sulle cose, perché è appunto preparato, perché è attento a quello che succede da un punto di vista musicale e teatrale in città, proprio per tradizione che la città ha nei confronti delle attività culturali. Questo pubblico, un po' influenzato dalla presenza dei turisti, anche il pubblico triestino ha trovato una maggior, non so come dire, gioia di partecipare a queste manifestazioni, a condividere in maniera anche più entusiastica questi appuntamenti, spesso soffermandosi con i musicisti, partecipando anche all'evento in sé, oltre che come spettatori, anche proprio come evento sociale. Cosa un po' inedita per la città, per cui c'è stata anche una modificazione secondo me in positivo di quello che è l'atteggiamento del pubblico. Poi naturalmente ci sono alcune cose che appartengono anche a una sorta di contemporaneità, siamo reduci dai due grossi concerti all'interno dello stadio, che rappresentano uno, quello di Max Pezzali, una grossa tradizione del pop italiano, eccetera, invece ultimo, una di queste appunto ultime generazioni, questi cantanti che si affacciano con grande successo al panorama pop nazionale, per cui c'è comunque sempre l'attenzione a quello che può essere una contemporaneità, ma nello stesso tempo anche la ricerca è sempre anche quella della qualità. Io dico sempre che una delle cose importanti che ha portato alla crescita di Trieste Estate in questi anni è stato anche quello di sensibilizzare quelle che possono essere anche le associazioni nostre, le nostre forze artistiche, diciamo, in campo, a sganciarsi un po' da un aspetto un po' più provinciale e a portare le proposte che vengono presentate in queste varie location con un tono sicuramente anche più, diciamolo pure, anche internazionale, cioè che possono essere sostenute anche da un pubblico che arriva a Trieste, arriva in piazza e si trova di fronte a una performance, uno spettacolo comunque accettabile, di livello che può essere anche internazionale. Quanto tempo prima dovete cominciare a muovervi per organizzare perché molti ti dicono, non so, per esempio quelli dei festival, dici il giorno dopo, quando chiudiamo un festival, il giorno dopo si riposa, dopo si ricontinua a lavorare per l'anno precedente. Voi quanto tempo? Diciamo, in questi anni, come dicevo prima, è cresciuta tantissimo Trieste Estate, è diventato proprio un sistema che ovviamente, come potete immaginare, è estremamente complesso, non solo per quanto riguarda l'organizzazione e la stesura del programma, ma anche
tutto quello che concerne l'organizzazione tecnica e logistica, per cui i permessi, l'assegnazione delle parti tecniche. Citavo quest'anno questo grandissimo sforzo organizzativo per quanto riguarda ospitare un'opera al Castello di San Giusto, tornando a quello che era una vecchissima tradizione a Trieste, di portare i grandi spettacoli in Castello di San Giusto, e questo richiede ovviamente tempi lunghi e complessi. Quest'anno poi abbiamo avuto la presenza della settimana sociale della CEI, che dicevo prima, con la presenza di Mattarella, del Papa, per cui per esempio una serie di problemi infiniti dal punto di vista della sicurezza, della creazione di strutture inimmaginabili, perché il palco di Piazza Unità vi assicuro per esempio che sia una cosa mai vista a Trieste dal punto di vista dell'allestimento. Oppure il G7 da un'altra parte, che richiede anche per esempio che ci porterà alcuni piccoli piccoli ritardi anche negli allestimenti. Infatti il concerto di sabato, questo della Marina americana, sarà su un palco un po' più piccolo, perché non potevamo costruire il palco definitivo in quanto i problemi di sicurezza del G7 ce lo impedivano, per cui c'è una complessità organizzativa enorme, per cui effettivamente chiuso ai primi di settembre, fra l'altro quasi senza soluzione di continuità, in cui partirà anche il festival, il Faro della musica, della società dei concerti, per cui Trieste sta diventando praticamente un ciclo continuo che poi passerà la palla alla Barcolana e così via. Una situazione quasi senza soluzione di continuità richiede un'attenzione praticamente costante. Chiuso un calendario, si parte piano piano a già prepararne un altro, a valutare le possibilità dell'anno successivo. Grazie, allora siamo in chiusura, grazie a Gabriele Centis per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, naturalmente trovate sempre il programma in maniera molto semplice e diretta sul sito della Rete Civica, Trieste Estate 2024, trovate la quotidianità degli eventi di Trieste. Ci vediamo dopo la pubblicità. Oggi invece... Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. In apertura siamo tornati ancora una volta al Silos dopo lo sgombero, ingressi sbarrati, zona presidiata dalla vigilanza in attesa dei lavori di pulizia e di bonifica della struttura. Dopo la chiusura del Silos regna il silenzio in tutta l'area. Vediamo il servizio di Gianluca Palladini. Siamo tornati in via Flavio Gioia, dove si è chiusa una parentesi storica per Trieste molto importante, cioè quella del Silos. Il Silos che adesso è completamente sbarrato, chiusi tutti gli accessi, anche se come vedete sono tanti gli anfratti dove qualcuno potrebbe arrampicarsi e passare. Questa rete che vediamo qui, la prima che si incontra, non il telo verde, proprio la rete di ferro che c'è qua, è stata installata il giorno stesso della chiusura del Silos per evitare che le persone dopo lo sgombero totale potessero rientrare, ma in realtà dentro questa struttura bisogna fare pulizia. La tenda ancora montata, le immondizie, i cassonetti della spazzatura messi qua dentro, installati temporaneamente, e tanta immondizia per terra. Perché? Perché deve essere ancora ultimata questa pulizia, anzi non è ancora iniziata, per ripulire totalmente la struttura prima delle vendite, perché sappiamo che ci sono già gli acquirenti alle porte, come ha testimoniato anche il referente di Coppa Alleanza 3.0 per il Silos. Passando per Piazza della Libertà erano diversi i migranti che sostavano lì. Io credo che siano coloro che frequentano il centro di via Udine, però chissà, insomma, ovviamente poi sappiamo che la chiusura del Silos prevederebbe anche, ha previsto anzi il trasferimento di migranti non solamente in altre zone della regione, ma il Camposacro qui a Trieste, ma proprio in altre regioni d'Italia, quindi forse l'obiettivo è proprio di evitare di avere persone lasciate appunto senza tetto in giro per la città.
E Piazza Unità blindata, così come altre aree del centro di Trieste, delle rive, limitazioni al traffico e divieti di sosta. Sono partiti i preparativi per i 10 giorni in cui il capoluogo regionale vedrà il G7 istruzione e le visite del presidente Mattarella e di Papa Francesco nell'ambito della settimana sociale della Chiesa. Allora vediamo ancora e sentiamo ancora il reportage da parte di Gianluca Palladini. Siamo venuti in Piazza Unità perché Trieste si prepara per 10 giorni molto ricchi, perché sono tanti gli appuntamenti che ci saranno in questa città, dal G7 istruzione inaugurato dal ministro Valditara, poi ovviamente si aprirà la 50ª settimana dei cattolici, poi il 7 luglio l'arrivo di Papa Francesco e qui c'è il palco in allestimento che ha una storia particolare perché rimarrà transennato e off limits con i lavori in corso durante il G7 istruzione, dove la piazza sarà blindatissima. Si parte giovedì con l'arrivo del ministro Valditara, che farà anche una tappa a Miramare. C'è da segnalare ovviamente il grande allestimento che viene fatto in tutta la città dal punto di vista dei lavori, come anche del palco, ovviamente dei divieti di sosta e di transito, perché tutto intorno a noi spuntano già i primi divieti. Sapete che le rive nelle giornate del clou del G7 istruzione saranno blindate, le rive di Trieste, quindi saranno chiuse alla viabilità, a quella ordinaria, perciò anche qui bisogna fare attenzione e sapere anche come muoversi in una città che, ripeto, sarà totalmente blindata. Giovedì e venerdì quindi il via al G7 istruzione, poi un po' di pausa alla fine del weekend, ma già mercoledì prossimo Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica Italiana, sarà qui per inaugurare, dicevamo, la settimana dei cattolici, e poi appunto, come detto poc'anzi, si chiude il 7 luglio con l'arrivo di Papa Francesco, che interverrà dal palco che avete visto prima. Forze dell'ordine, carabinieri e polizia già sul posto, ovviamente essendo in Piazza Unità, comunque con la prefettura è una presenza che c'è spesso, costante. Hanno già iniziato a mobilitare più personale in questi giorni. E ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale per vedere proprio queste limitazioni al traffico e i provvedimenti che si stanno preparando per questi importanti appuntamenti, al di là di quello che è la normale gestione del traffico in città. Abbiamo al telefono l'ispettore capo Roberto Leonardi. Buongiorno. Non la sentiamo, ispettore? C'è qualche problema con il collegamento? Allora, vediamo se riusciamo ad andare avanti, eventualmente ci ricolleghiamo fra un po' con l'ispettore Leonardi per capire insomma come sarà gestito questo importante appuntamento, questa serie di importanti appuntamenti all'interno della nostra città. Ma passiamo alla politica, perché alla delibera sull'asilo nido di Roiano saranno aggiunti alcuni emendamenti, ma la sostanza del provvedimento rimarrà la stessa. La maggioranza che regge il comune è andata sotto in commissione proprio sulla privatizzazione dei servizi educativi, ha trovato la quadra dopo un confronto interno. Vediamo. Diciamo che è stato un momento molto costruttivo e sereno tra le forze politiche di maggioranza. Abbiamo fatto il punto non solo su Roiano ma su altre questioni per andare avanti con sempre maggiore decisione e unità, che tra l'altro non si è mai discussa. Il capogruppo di Forza Italia in comune descrive così il confronto di ieri all'interno della maggioranza dopo quanto accaduto in Commissione Quinta sulla delibera riguardante il nuovo asilo di Roiano e la concessione ai privati dei servizi educativi. Alcune assenze nel centrodestra, l'astensione della presidente leghista Manuela Declic e soprattutto il voto nettamente contrario della forzista Angela Brandi, già assessore proprio all'istruzione, avevano fatto gridare le opposizioni alla spaccatura in maggioranza. Ma dopo il confronto politico, che permetterà di aggiungere alcuni emendamenti alla delibera pur non snaturandola nella sostanza, così come richiesto dallo stesso sindaco Roberto Di Piazza, tra le file del centrodestra sembra tornato il sereno in vista della prossima discussione non solo sull'asilo di Roiano ma anche su altri piani strategici per la città.
Su Roiano la delibera andrà avanti, ci saranno magari delle piccole modifiche, degli emendamenti un po' diciamo in qualche modo migliorativi, la sostanza rimarrà, ma di fatto c'è accordo di vedute tra le forze politiche anche sui grandi aspetti della città, su quelli che saranno le prossime appuntamenti, i prossimi consigli, che non posso già annunciarvi da subito, ma avranno argomenti molto importanti di qui a breve per veramente il futuro di questa nostra Trieste. Allora, adesso riproviamo a collegarci con la sala operativa della Polizia Locale per capire intanto come è andata la mattinata dal punto di vista del traffico e della circolazione. Lo chiediamo all'ispettore capo Roberto Leonardi. Buongiorno. Salve, buongiorno a voi. Dunque le mie colleghe smontanti mi hanno detto tutto sommato traffico nella norma nella giornata odierna. Per quanto riguarda le cose a questo punto qua di domani, un'altra cosa che le posso dire è che la via Gambini nel tratto compreso tra le Luciani e la Conti è chiusa per lo smontaggio di una gru. Sì. Per le giornate di domani le posso dire che c'è il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza sul Colle di San Giusto. E cosa che avevamo già parlato io e lei, però la facciamo giorno dopo giorno perché appunto è abbastanza variegato come programma. Nella giornata di domani, 26 giugno, inizieremo sempre per il G7 quelle che sono le rimozioni nell'ambito di Piazza Unità, perciò Cadorna, Mercato Vecchio, la parte del Savoia vicino a Mercato Vecchio, l'alta rotazione di Riva 3 Novembre, tutti i caduti dei parcheggi di Riva Caduti per l'Inedità di Trieste, Riva Nazario Sauro, Molo Pescheria e anche un'altra cosa, ambulanti di Viale Miramare dal bivio della strada costiera fino all'ingresso del castello di Miramare. Perciò mai come ora fare attenzione alla segnaletica posta e direi che per il momento può bastare. Ecco, perché saranno queste insomma le zone che ha citato, saranno le zone clou, almeno per la prima parte per quello che riguarda il G7, prima Castello di Miramare se non ricordo male, poi proprio Piazza Unità e le vie limitrofe, quindi le rive, chiusura delle rive nei vari momenti. Esattamente, però le ripeto, come avevamo già detto l'altra volta, glielo dico giorno per giorno perché sennò la gente obiettivamente può andare un po' in confusione. Esatto, diciamo che domani 26 giugno, ci dedichiamo a quella parte là. Benissimo, quindi attenzione ai cartelli, come abbiamo già detto insieme proprio all'ispettore capo Leonardi, attenzione ai cartelli di divieto e leggete sempre anche il retro con la data. No? Esattamente, guardare soprattutto anche cosa c'è scritto dietro al segnale che deve essere apposto all'ordinanza e scritto appunto da quando a quando. Da quando a quando, perfetto. Okay. La ringrazio, lei grazie a voi, buon pomeriggio, salve. Buon lavoro e buon pomeriggio anche ai suoi colleghi naturalmente. Per il grande lavoro che stanno facendo soprattutto poi in questi giorni. Poi parleremo anche del nuovo sito della Polizia Locale, ma ora credo sia il momento di collegarci, non so se sarà possibile in questo momento collegarci con il nostro Umberto Bosazzi che ci racconterà, perché ha seguito poco fa la presentazione della prossima stagione del Teatro Rossetti con tante novità, con degli spettacoli davvero imperdibili tra poesia, musica, tanta musica e danza e tante altre cose che ci racconterà ora. Non so se ora dobbiamo andare in pubblicità, fatemi capire, oppure se c'è pronto il collegamento telefonico con il nostro Umberto Bosazzi. Allora niente, lo sentiremo subito dopo una brevissima pausa pubblicitaria, fra pochissimo. Allora, bentornati in diretta. Come vi dicevo prima della pubblicità, oggi è stata presentata la nuova stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, del Teatro Rossetti, e c'era per noi naturalmente a seguire la conferenza stampa il nostro Umberto Bosazzi, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno Umberto. Buongiorno Laura, buongiorno ai telespettatori. Dunque la prossima stagione del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa aperta fra l'altro al pubblico, come è ormai tradizione, ed è un cartellone, quello prossimo, che
è difficile da condensare, se vogliamo. È un cartellone che giocoforza deve tenere conto dei numeri ottenuti dalla stagione conclusasi qualche settimana fa, e proprio sulla falsariga di questa stagione è in qualche modo modellata. Alcuni titoli erano stati anticipati nel corso dei mesi, non quello d'apertura, che pure insomma agli addetti ai lavori era noto, e si tratta di Signor Todero Brontolon di Goldoni, che è una produzione propria dello Stabile, con Franco Branciaroli nel ruolo del titolo. Buona parte delle altre produzioni proprie dello Stabile esplorano come tradizione il territorio. Torna La coscienza di Zeno. Mauro Kovacic riproporrà in una sola serata anche le proprie riflessioni su Svevo, Saba e Joyce, e poi si concentrerà più avanti su Kafka. Una novità tenuta come sorpresa è la messa in scena de Il vetro della clessidra, che è tratto da Tempo curva Krems di Claudio Magris con Alessio Boni, e questo spettacolo apre la sezione dedicata alla scena contemporanea in Sala Bartoli. Il cartellone della prosa, che è in qualche modo caratterizzato anche dalla lettura di Pessoa, affidata a Bob Wilson, altro spettacolo prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, si concentra su grandi testi. Sfileranno ad esempio Parenti terribili di Cocteau, I 6 personaggi pirandelliani, ci sarà anche una versione di Anna Karenina e una locandiera che in qualche modo rinsalda il discorso su Goldoni e sulle donne goldoniane, Goldoni del quale poi saranno anche lette le memorie. Per il musical si sa, c'è attesa per Les Misérables di Arena Musical Spectacular, per Mamma Mia e per Anastasia, che sono titoli anche in questo caso già annunciati ufficialmente o via social. Ad essi si aggiunge un altro concerto di Ramin Karimloo e i nostrani Sapore di mare e Rocky il musical. Attenti, perché non si tratta del Rocky Horror Show, ma di un musical tratto dal film di Avildsen con Sylvester Stallone. Al posto di Sylvester Stallone c'è Pierpaolo Petrelli, quindi una componente horror si annuncia. Ci sono anche poi 2 novità in arrivo direttamente da Broadway e dalla West End, ma per quello vi rimando magari al telegiornale delle 19:30. Le altre sezioni sono quelle di danza, concerti e musica, circo e femminile, recital e attualità, e poi resta anche da sottolineare l'impegno dello Stabile per celebrare i 70 anni del ritorno di Trieste all'Italia, con 26 ottobre Un mare di ombrelli, che è un testo di Gianni Gori, senza contare che poi nel 2024 lo stesso Teatro Stabile celebrerà anche i propri 70 anni. Questo a grandi linee, perché davvero è impossibile entrare nello specifico, ci vorrebbe un servizio tipo Ben-Hur per raccontare tutte le proposte dello Stabile. Benissimo, grazie Umberto Bosalzi, sei riuscito però comunque a condensare un po' tutti i punti principali del nuovo programma, del nuovo cartellone del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia. Ti ringraziamo e naturalmente vi rimandiamo al telegiornale di questa sera delle 19:30 per tutti i particolari sulla nuova stagione teatrale. Allora torniamo invece a parlare della polizia locale, perché ha un nuovo sito più efficiente, intuitivo e facile da usare per rispondere al meglio alle esigenze dei cittadini. Vediamo il servizio. Un sito più chiaro, più semplice, più facilmente raggiungibile e accessibile a tutti, proprio perché vogliamo in qualche modo rafforzare la possibilità di comunicazione tra i cittadini e la polizia locale. Da questa mattina è online il nuovo sito polizialocaletrieste.it, un portale rinnovato per rispondere alle esigenze dei cittadini, dalla sezione notizie alle domande frequenti a cui si può dare un'immediata risposta, e una nuova grafica intuitiva e semplice con la possibilità di cambiare contrasto e colori a seconda delle esigenze
e del tipo di lettura che si vuole intraprendere. L'architettura informativa e le varie caratteristiche sono state individuate dal Servizio Informazioni Istituzionale e Open Government e realizzate dalla società Media Technologies SRL. Il sito è raggiungibile da qualsiasi dispositivo, che sia tablet, computer o smartphone, e tramite esso si può contattare la sala operativa. Il nuovo sito della Polizia Locale di Trieste rappresenta il primo step di una serie di innovazioni che verranno introdotte e che puntano all'utilizzo in via sperimentale di intelligenza artificiale per migliorare la comunicazione con il cittadino. Già adesso la sezione delle FAQ dà la possibilità di avere delle risposte immediate alle domande più frequenti, più tipiche in tantissimi campi, e questo è un primo ausilio. Sulla base di questo, di altre elaborazioni, delle richieste che arrivano dalla sala operativa piuttosto del nostro ufficio relazioni esterne, si cercherà di arrivare a un assistente virtuale che possa condurre nel dato giusto richiesto dal cittadino il modulo, il dato, l'informazione, oppure alla richiesta direttamente a un operatore. Quindi il primo passo sarà cercare di avere un assistente virtuale nei prossimi mesi. C'è anche una notizia, un aggiornamento di cronaca. C'è stato un tentativo di furto che ha colpito il City Bar Tergesteo, che si trova appunto nella galleria Tergesteo. La scorsa settimana, nella notte, i ladri hanno tentato di introdursi all'interno dell'attività commerciale, causando ingenti danni strutturali, in particolare alla porta d'ingresso. Sensibilizzare sulla violenza contro le donne con una donazione al centro antiviolenza GOAP. Si chiude il progetto Donna Libera. Vediamo. Il titolo del quadro di Arturo D'Ascanio è un titolo molto simbolico, Donna Libera, che è quello che noi facciamo al centro. Noi sosteniamo le donne nel loro percorso d'uscita, le sosteniamo in tutto l'iter, possiamo garantire a loro protezione, ospitalità nel momento di maggior rischio e poi le accompagniamo in tutte le fasi delicate di questo percorso. Con una donazione di 800 euro a beneficio del centro antiviolenza GOAP e ricavati dalla vendita all'asta del quadro dell'artista Arturo D'Ascanio si chiude il cerchio del progetto Donna Libera, volto a sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Ci permette di garantire la gratuità di tutti i servizi che offriamo alle donne. Insieme ai fondi che riceviamo dalla Regione e dal Comune di Trieste, sicuramente questi momenti di sensibilizzazione e di raccolta fondi che arrivano dai privati ci aiutano nelle nostre attività. La chiusura di un cerchio è intesa appunto da un pensiero elaborato nel tempo e è voluto nella realizzazione con uno stravolgimento anche di ciò che è la mia arte generale, non più donne di spalle ma il volto di una donna che guarda il cielo come segno di ispirazione, come segno di libertà. Aggiungo che l'opera comprende anche l'aggiunta di un lavoro extra, un orecchino di colore rosso realizzato con la tecnica del macramè e con un filo americano. L'artista in questione si chiama Alessandra Rodda. Questa è un'iniziativa lodevole perché affronta attraverso l'arte e la disponibilità di Arturo D'Ascanio la possibilità per il Goa di anche ribadire quello che oggi è un messaggio che può darsi che non sia un allarme tragico, però che deve farci preoccupare per quello che sono delle situazioni che purtroppo sono frequenti, soprattutto nella nostra nazione, per non parlare di altri. Un altro fenomeno di cui si è parlato molto ieri è quello degli incendi estivi. Per non ripetere l'esperienza appunto del 2022 è stato fatto il punto con una riunione in prefettura sulla situazione della macchina organizzativa e ne abbiamo parlato con l'assessore alla protezione civile della regione Riccardo Riccardi. Direi che le procedure sono in ordine, abbiamo fatto il punto grazie a questa convocazione del prefetto. Mi pare che la macchina operativa è pronta, adeguata qualora dovessero verificarsi condizioni di questo genere. Mai più un'estate come quella del 2022. Il ricordo del Carso che brucia è ancora vivo nella mente di tutti, ma la macchina d'emergenza antincendi è pronta. Riunione in prefettura questa mattina per fare il punto della situazione sull'estate che stiamo attraversando. Anche se scontiamo
un 30% in più di precipitazione, quindi è chiaro che tutti quanti auspichiamo di non doverci aspettare quello che è accaduto nel 2022. I lavori peraltro anche sia di trattamento che di realizzazione di alcuni muri attorno a quella che è la linea ferroviaria, che era uno dei punti più critici rispetto alle precedenti esperienze, sono in corso di realizzazione, quindi mi pare di poter dire che la macchina è a punto e intanto contribuiremo a quella che è la situazione critica che riguarda il Sud Italia, in particolare per la Sardegna, dove la nostra colonna mobile di protezione civile partirà per la missione dal 1° luglio. In chiave preventiva la protezione civile sta lavorando anche sulle strade d'accesso alle aree ferroviarie. Sì, c'è un grande tema legato alle piste forestali e col Corpo Forestale stiamo ragionando anche con i colleghi anche dell'agricoltura, stiamo ragionando su questo perché c'è un tema di vegetazione ma c'è un tema anche di accesso più facile, quindi è naturalmente un lavoro pluriennale ancora in corso di approfondimento, quindi vedremo gli esiti di questo sforzo che stiamo facendo in termini di progettualità. Torniamo agli spettacoli. Il Cirque du Soleil arriva a Trieste per un intero mese tra giugno e luglio dell'anno prossimo nell'ambito dei grandi eventi promossi in regione per Go 2025, città europea della cultura. Vediamo. Il circo, si sa, è il più grande spettacolo del mondo. Il Cirque du Soleil arriva a Trieste per un mese intero, dal 13 giugno al 13 luglio del prossimo anno, con Allegria in a New Light, uno fra i più imponenti spettacoli mai andati in scena in Friuli Venezia Giulia. La compagnia celebra il suo 40° anniversario annunciando proprio a Trieste, unica nuova piazza, le tappe italiane, le altre sono Roma e Milano, del suo nuovo tour internazionale. L'annuncio in una conferenza stampa nel Palazzo della Regione a Trieste col presidente Fedriga, l'assessore al turismo Bini, il vice sindaco Tonelli e il presidente del Teatro Stabile Grambassi. Qui si aggiungeranno molti altri eventi che stiamo costruendo sempre in vista di Gorizia 2025, ma che coinvolgeranno tutta la regione. Questo è un esempio. Il Circo Soleil a Trieste rappresenta ovviamente un evento di carattere internazionale. Siamo l'unica nuova tappa internazionale inserita nel Tour 2025. Siamo davvero entusiasti di annunciare la tappa del Cirque qui a Trieste, uno spettacolo che allinea Trieste con le grandi capitali internazionali e grandi città che hanno ospitato in passato questo meraviglioso spettacolo. Siamo entusiasti così di affrontare questa operazione che per noi sarà molto impegnativa sotto tanti punti di vista, però così la gioia di poter portare per la prima volta in Triveneto il più grande spettacolo del mondo naturalmente ci farà sorpassare tutte le difficoltà. Allegria in a New Light è la straordinaria rivisitazione creativa del celeberrimo spettacolo del 94, acclamato in tutto il mondo, che vede al lavoro un cast internazionale di 54 tra acrobati, clown, musicisti e cantanti. Allegria in a New Light è stato ricreato partendo appunto da Allegria per il 25° anniversario dello spettacolo nel 2019 e l'idea è quella di reinventare, reimmaginare gli spettacoli più iconici del Cirque du Soleil e tutti gli aspetti che vi aspettate insomma da Cirque du Soleil ci sono queste creazioni incredibili, c'è tutto. Vi porteremo in un viaggio ancora più incredibile che finirà con questo trapezio volante, sarà una delle poche occasioni che avrete per vedere questa cosa dal vivo. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale che ritorna questa sera alle 19:30. Grazie a tutti per averci seguito e buon pomeriggio.